Capitanati in veste di coordinatrice dalla sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto, i sindaci del G20 Spiagge, l'Unione delle principali località balneari, forti di 50 milioni di presenze turistiche l'anno, il 12% del totale in Italia, sono stati ricevuti a Roma dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Una tappa importante in quel percorso che vuole portare ad una legge di riconoscimento di status delle comunità marine. Il dato numero uno è il dato della pressione turistica, quindi è un numero, un elemento oggettivo che si riverbera nelle nostre località come elemento importante, quindi abbiamo bisogno di servizi, abbiamo bisogno di risorse finanziarie e di risorse di personale. Abbiamo quindi evidenziato questa necessità per una situazione anomala, normale, straordinaria come la nostra, devono esserci norme straordinarie e speciali. La condizione speciale di questi comuni parte innanzitutto da una popolazione che nei periodi di alta stagione turistica aumenta anche di 10 volte rispetto ai residenti abituali e per la quale bisognerebbe ritarare tutti i servizi pubblici. La nuova legge potrebbe vedere la luce già quest'anno in un percorso definito lento ma inesorabile per essere proposta, discussa ed approvata con il consenso di tutte le forze politiche nel più breve tempo possibile. Il Presidente della Camera ha capito i nostri argomenti che sono oggettivi, i nostri numeri, le nostre preoccupazioni. Continueremo le interlocuzioni con tutte le forze politiche perché ci sia una condivisione a 360 gradi. Noi chiederemo a tutti i partiti di condividere il nostro progetto e andremo avanti anche con l'interlocuzione con la 10ª Commissione. All'ottimismo affiancheremo anche la pressione costante nel tempo, quasi a volte oserei dire da stalker.